Bloccati dalla polizia stradale 2 autobus vecchi e pericolosi pronti a partire per una gita scolastica nel Vicentino. È accaduto a Treviso. 2 classi di un istituto secondario di primo grado con un centinaio di studenti erano già salite su 2 mezzi quando, poco prima della partenza, è scattato il controllo, verifiche che continueranno per tutto l'anno. Chiaramente le risorse non consentiranno mai di coprire e controllare tutti i viaggi, però sapere che che avvengono questi controlli e che le sanzioni sono anche piuttosto severe, sicuramente è un buon disincentivo all'irregolarità. I 2 veicoli adibiti a noleggio con conducente presentavano gravi irregolarità, entrambi infatti sono risultati immatricolati da molti anni violando la legge regionale che prevede il divieto di utilizzo di veicoli con più di 15 anni per lo svolgimento del trasporto persone. Non solo, ma uno dei 2 bus presentava un malfunzionamento delle uscite di sicurezza, un problema questo non da poco, basti pensare che in un incidente stradale se gli studenti avessero avuto bisogno delle uscite sarebbe stata messa in serio pericolo la loro incolumità. Risultato, gli studenti sono stati fatti scendere, ma per non fargli perdere la gita sono arrivati altri 2 autobus nuove che hanno prelevato i ragazzi e portati, anche se un po' in ritardo, nel Vicentino. Molto peggio è andata ai 2 conducenti a cui sono state contestate le violazioni previste dalla legge regionale e del codice della strada, con sanzioni per oltre 2.000 euro ciascuno. Non solo, ma la polizia ha provveduto a ritirare le autorizzazioni e le carte di circolazione. Non si tratta questo di un episodio isolato. Negli anni passati ne abbiamo avuti altri casi, sì, ci è già capitato di trovare su strada veicoli che avevano un'età di vita del veicolo superiore a quella per cui la legge consente di utilizzarli per questo tipo di servizi. Informati di quanto accaduto dagli stessi figli e genitori, hanno subito chiamato la Polstrada per ringraziarli dei controlli. Sì, addirittura qualcuno ha anche chiamato in ufficio perché l'ha preso dopo, magari dai figli, gli hanno raccontato l'episodio, insomma magari si sono sentiti durante la mattinata e i genitori ci hanno chiamato in ufficio proprio per un po' per complimentarsi, un po' per ringraziare, un po' per sollecitare il fatto che questi controlli vengano fatti sempre il più possibile.